Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Manifestazione di protesta dei lavoratori delle aziende che operano nel settore degli appalti ferroviari, sono 400 i posti a rischio. Operazione della direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria contro la cosca Alvaro, 18 le persone arrestate, c'è anche il sindaco di Delianuova che per gli inquirenti era organico ai clan. Aggredita, rinchiusa in garage e picchiata, vittima una quarantenne di Ionadi nel Vibonese. Sull'accaduto indagano i carabinieri. Botta e risposta a Cosenza sui costi della mostra sui dinosauri. Il senatore pentastellato Morra ha presentato un esposto in procura, spesi 55.000 euro. Il sindaco, allestimento cofinanziato dalla regione, i costi per il comune sono stati in totale di 28.000 euro. Si va verso la sostituzione del commissario Scura. Per il Movimento 5 Stelle nessun processo al commissario, mentre il senatore Siclari annuncia presto cambio di guida nella sanità calabrese. Resi noti a Cosenza i risultati di un'indagine realizzata dall'Università della Calabria sui risultati raggiunti grazie all'8 per 1000. In Serie B Cosenza e Crotone si preparano alle trasferte di Cremore e Pescara. La Serie C conclude il turno con la Regina vittoriosa al Granillo e la Vibonese sconfitta in casa dal Trapani. Ben ritrovati dalla redazione della TG10. In primo piano il lavoro che purtroppo non c'è, il lavoro che continua ad essere uno dei problemi più importanti di questa regione, posti di lavoro che si perdono. Protesta questa mattina dei lavoratori delle aziende che operano nel settore degli appalti ferroviari. Prima il sit-in a Paola, poi una delegazione è stata convocata in prefettura a Cosenza. In Calabria, pensate, rischiano il licenziamento 400 persone. Vediamo. È iniziata questa mattina alle 8 a Paola la giornata di mobilitazione dei lavoratori delle aziende che operano nel settore degli appalti ferroviari del gruppo Ferrovie dello Stato. Un'avvertenza nazionale perché a causa dell'esaurimento degli ammortizzatori sociali sono a rischio esubero oltre 2.000 addetti su 10.000 e in Calabria rischiano il posto 400 persone, circa il 50% dei lavoratori degli appalti ferroviari calabresi che si occupano della pulizia dei treni e delle stazioni. E così questa mattina i sindacati hanno promosso il presidio nella stazione ferroviaria della cittadina tirrenica anche per protestare contro le procedure di affidamento dei lotti messi a gara con ribassi eccessivi, la mancata applicazione delle clausole sociali e contrattuali e i continui cambi appalto a causa dell'avvicendamento delle imprese. Gli appalti sono stati messi in gara da circa 7 mesi, però ancora non si riesce ad avere la società che ha vinto la gara d'appalto. Dopo 32 anni di servizio che ho, mi trovo a scioperare perché non si riesce a capire mobilità, non mobilità, ammortizzatori sociali che finiscono, ditte che fanno le gare di appalto, però le buste non li aprono dopo 4 mesi, 5 mesi, non si riesce a capire niente. Io ho 63 anni, da un momento all'altro mi trovo fuori, non so che via devo prendere. Un'ora dopo l'inizio del presidio, una delegazione di lavoratori è partita per Cosenza, dove è stata ricevuta dal capo gabinetto della prefettura. I lavoratori hanno evidenziato i motivi alla base della protesta, chiedendo garanzie per il loro futuro. Le istituzioni, il prefetto ci ha garantito un documento nel quale emergeranno le situazioni che abbiamo rappresentato da presentare al Ministero a Roma. Naturalmente auspichiamo in una giusta definizione della nostra avvertenza. Continueremo a manifestare, se ce ne fosse bisogno, anche alzando il tono delle discussioni. La cronaca adesso con l'operazione della direzione distrettuale antimafia a Reggio Calabria contro la cosca Alvaro, 18 le persone arrestate, c'è anche il sindaco di Delianuova. Vediamo.
Non è stata solo Sinopoli, la loro si fa per dire terra promessa, gli affari li hanno saputi gestire con lungimiranza, stringendo alleanze con realtà extramafiose, suggellando patti con colletti bianchi, disposti a tutto e disponibili a collaborare con i capi di uno dei casati 'ndrangheta più potenti tra quelli attivi in Calabria. Gli Alvaro di Sinopoli sono un marchio di efficienza e di organizzazione criminale e arriva come ulteriore conferma il blitz fatto scattare questa mattina dai carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria che sulle attività illecite del clan, coordinati dalla Procura distrettuale antimafia Regina, hanno lavorato e indagato fino a chiedere e ottenere 18 provvedimenti di fermo. L'inchiesta ha del clamoroso perché tra i fermati di questa mattina c'è il sindaco di Delia Nuova Francesco Rossi, eletto 3 anni fa in una lista civica, ma da alcuni mesi consigliere metropolitano in quota Partito Democratico. Secondo gli investigatori dell'Arma, il primo cittadino era in piena sintonia con gli strateghi della cosca di Sinopoli, anzi parlava con loro alla pari. Con il politico coinvolti anche 2 imprenditori. Le accuse sono gravissime: associazione mafiosa, estorsione, truffa aggravata, trasferimento fraudolento di valori. Ma ascoltiamo le parole del comandante provinciale dell'Arma, colonnello Giuseppe Battaglia. Gestione di pratiche pensionistiche loro personali che venivano agevolate per il tramite di colletti bianchi compiacenti che sono oggetto di provvedimento, e poi soprattutto l'incontro con amministratori pubblici, in particolare con il vice sindaco allora di Delia Nuova, che tentava di fare carriera politica e poi ci riuscì, diventando poi successivamente sindaco, compartecipando completamente ai fini dell'organizzazione e ricevendone, quindi dando e ricevendo sostegno agli Alvaro. È evidente la capacità di infiltrarsi in appalti pubblici importanti e nella pubblica amministrazione in generale, niente di cui meravigliarsi. Gli Alvaro hanno dato vita ad un clan tra i più agguerriti del mandamento della costa tirrenica. Nell'ambito degli appalti la Cosca a volte aveva degli incontri presso il luogo che era stato monitorato anche con altre cosche dell'area ionica, tirrenica e di Reggio Centro, anche in relazione allo svolgimento degli appalti e agli accordi da assumere in relazione alla esazione del pizzo. Ci spostiamo a Catanzaro. I calabresi nel mondo sono una risorsa, molti scambi commerciali tra la Calabria e appunto il resto del mondo, dove c'è una forte identità calabrese. La consulta oggi si è riunita proprio a Catanzaro, vediamo. Sono 52 i membri che compongono la consulta regionale dei cittadini calabresi o giovani discendenti residenti all'estero, provenienti da paesi come Belgio, Francia, Germania, Gran Bretagna, Canada e Stati Uniti. Nel terzo anno dalla sua costituzione sono state affrontate una serie di tematiche riguardanti anche progetti in corso e nuove prospettive, come l'attivazione e la valorizzazione di nuove forme del network calabresi nel mondo nel contesto di una società globale e gli accordi di cooperazione per la realizzazione di progetti con le Camere di Commercio. Nel corso di una tavola rotonda ci si è inoltre confrontati nel merito delle forme di comunicazione fra il sistema delle consulte regionali e le funzioni del Consiglio Generale degli Italiani all'estero e sui progetti per la promozione dell'immagine. I calabresi nel mondo sono una grande realtà. Uomini, donne che hanno lasciato questa terra per cercare lavoro, per motivi diversi, che sono sparsi nel mondo, costituiscono oggi una grande risorsa sulla quale noi vogliamo investire, sulla quale noi vogliamo appunto puntare. Un ruolo importante quello che assume oggi la consulta, che grazie alla legge approvata di recente gli vengono attribuite non solo funzioni consultive ma soprattutto propositive. Cito semplicemente quello che noi faremo con il Presidente Oliverio nei prossimi giorni a Toronto e a Chicago, dove i consultori hanno realizzato incontri con imprenditori locali per parlare di Calabria, per parlare di ZES, per parlare di accordi di sviluppo. Quindi i calabresi nel mondo, i consultori che sono fatti parte attiva per una sorta di joint venture, quindi trovare investitori. Ribadito l'impegno di mettere in campo politiche che abbiano un denominatore comune, recuperare la propria identità per far esprimere il rapporto con il proprio territorio. Abbiamo cambiato il modo di distribuire le risorse, le ben poche risorse che il capitolo di legge ci dà,
sulle varie associazioni, sulle varie comunità nel mondo, quindi non più risorse così distribuite a pioggia, ma finanziamento di progetti che abbiano delle finalità che sono in linea con la legge e che hanno molta più possibilità di essere realizzate, dal momento che sono finanziati con 25.000 euro ciascuno. Sono 8 grandi progetti che sono comunque anche innovativi e quindi cambiano un po' il modo di lavorare anche di noi consultori. Da Catanzaro a Cosenza, dove è rovente la polemica sui dinosauri, oggi il senatore pentastellato Nicola Morra ha presentato un esposto in procura, immediata la replica del Comune che parla di progetto unico e innovativo. Sentiamo. La mostra sui dinosauri finisce in procura. L'esposto depositato in tribunale a Cosenza dal senatore pentastellato Nicola Morra. Sotto accusa la spesa dell'allestimento costato ai cosentini, rivela il parlamentare del Movimento 5 Stelle, 18.000 euro al mese per un totale di 55.000 euro per i mesi di luglio, agosto e settembre. Morra contesta i soldi spesi definendoli uno schiaffo alla povertà, denunciando inoltre il metodo dell'affidamento diretto da parte di Palazzo dei Bruzzi, anche quando si supera, come in questo caso, la soglia prevista dei 40.000 euro. Il senatore parla di finanza creativa del Comune di Cosenza, di furbate amministrative del sindaco, chiedendo alla giustizia di fare luce su come vengono spesi i soldi dei contribuenti. Immediata la replica del Comune, che chiarisce come la mostra sui dinosauri rientri nel progetto Festival delle Invasioni Annualità 2018, cofinanziato dalla Regione Calabria. In particolare si chiarisce che il costo complessivo del progetto è stato di 37.000 euro, di cui il 60% finanziato dalla Regione, i restanti 18.000 euro a valere sul bilancio del municipio. Visto il successo della mostra, l'amministrazione ha deciso di prolungarla con un costo aggiuntivo di 10.000 euro. Dunque la spesa complessiva, fermo chiuso a carico del bilancio comunale, è di circa 28.000 euro per un progetto che ha registrato migliaia e migliaia di presenze. Gli uffici restano disponibili, si sottolinea, a fornire la documentazione necessaria. Il senatore Morra, conclude il Primo Cittadino, rimedia una inutile polemica mediatica, nonché la solita figuraccia personale. È stata confermata dalla Cassazione la rimozione dalla magistratura di Patrizia Pasquin, ex presidente del Tribunale Civile di Vibo Valentia, condannata, lo ricorderete, in via definitiva per corruzione in atti giudiziari a 2 anni e 8 mesi di reclusione. Le altre notizie di cronaca nelle nostre brevi. Una donna di 40 anni è stata legata, picchiata e rinchiusa in un garage. Il fatto è accaduto a Ionadi, nel Vibonese. A lanciare l'allarme è stato il compagno della donna, che l'ha portata nell'ospedale di Vibo, dove i medici hanno riscontrato delle ferite e contusioni e dei chimosi in diverse parti del corpo, conseguenza delle percosse subite. Su quanto avvenuto hanno avviato le indagini i carabinieri di Vibo. La donna avrebbe riferito di essere stata aggredita mentre era per strada, prelevata di peso e condotta nel garage, dove è stata ulteriormente picchiata, legata e imbavagliata. La Corte d'Appello di Catanzaro, pronunciandosi sull'appello proposto alla difesa di Carlo Indellicati, presidente dell'ufficio GIP di Palmi, contro la sentenza con cui il GUP di Catanzaro lo aveva condannato insieme alla cancelliera Agata Punturiero a 2 anni di reclusione per falso, ha riformato la sentenza di primo grado, assolvendo entrambi gli imputati per insussistenza del fatto. Una clinica di Cinquefrondi nel Reggino, dopo essere stata riconvertita in riabilitazione intensiva e lungodegenza, ha deciso di donare tutti gli arredi e gli strumenti dei reparti di ostetricia, ginecologia e neonatologia al Madagascar per allestire una clinica di maternità costruita lo scorso anno. Arrestati perché recidivi, nonostante un primo arresto per spaccio, non avevano posto fine alla loro attività illecita. Così un 32enne di Corigliano, insieme alla compagna di 22 anni, avevano allestito un vero e proprio mini market della droga nella casa dove stavano scontando i domiciliari. Nel corso di un blitz hanno beccato la coppia proprio in una trattativa con un cliente. Avviata una perquisizione domiciliare, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato 2 bilancini di precisione, circa 60 grammi di marijuana pronta per la cessione e oltre 70 euro in banconote di piccolo taglio, provento dell'attività di spaccio.
La sanità calabrese rischia il default, c'è il rischio di un nuovo piano di rientro. La denuncia è del consigliere regionale delegato per la sanità Franco Pacienza, reduce insieme al presidente Oliverio dall'audizione in Senato, audizione toccata anche al commissario Scura. Dalla commissione che ha ascoltato governatore e commissario si precisa nessun processo, l'intento è mediare e migliorare i servizi per i cittadini. Vediamo. Franco Pacienza, consigliere delegato per la sanità, spiega l'anomalia calabrese. C'è una norma approvata dal Parlamento e applicata in altre regioni che vede coincidere le funzioni commissariali con quelle del Presidente della Regione. La Calabria è l'unica regione in cui questa norma non è stata applicata. C'è un pregiudizio verso la Calabria, la Calabria è figlia di un dio minore. Allora che si dica perché? Perché questa diventa una domanda inquietante. Lo scontro con il commissario Scura non è solo nella forma ma anche nella sostanza, in alcuni decreti che la politica ha bocciato. Se il commissario decide di assumere, ahimè come ha fatto per esempio per l'ASP di Reggio Calabria, di assumere gli accalappiacani e non i medici al pronto soccorso, e non è che il direttore poi si può rifiutare di applicare queste scelte. La Regione guarda con preoccupazione i conti e delinea scenari apocalittici. Noi siamo arrivati al paradosso che il commissario al piano di rientro, che entro quest'anno doveva portare a pareggio il bilancio sanitario calabrese. Quello che ci dice addirittura il tavolo di monitoraggio, la più alta sede di verifiche e di monitoraggio della finanza sanitaria in Italia, ci dice che noi, se permane questa tendenza, a fine 2018 rischiamo di ritornare in disavanzo e quindi di ritornare per molti aspetti in piano di rientro. Nei giorni scorsi l'audizione in Senato sia del commissario Massimo Scura che del governatore Mario Oliverio. La 12ª commissione presieduta da Pierpaolo Sileri ha toccato con mano la dura contrapposizione. Come si determinerà? Comprendere le ragioni, le motivazioni di quello che è stato fatto e che si dovrà fare in Calabria e di mediare insieme al commissario e al presidente Oliverio, perché l'interesse delle istituzioni, in questo caso della politica che ha chiesto le audizioni, è quello di migliorare la sanità in Calabria e non di mettere sotto processo nessuno. E a proposito di sanità si è riunita la Commissione regionale che ha discusso i temi riguardanti la psichiatria dell'azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria. Vediamo. Alcune gravi anomalie e criticità riscontrate nel settore che riguarda la gestione dei servizi psichiatrici nell'ambito del Dipartimento di Salute Mentale dell'ASP di Reggio Calabria sono state oggetto della discussione in Commissione Sanità della Regione, un settore delicato che necessita di provvedimenti mirati per tutelare la salute delle persone che soffrono di disturbi della psiche, per migliorare la gestione dei servizi sanitari e tentare di risolvere le problematiche delle strutture psichiatriche. Ecco i temi trattati, spiegati dal Presidente Mirabelli. Abbiamo fatto un focus molto interessante alla presenza del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del commissario Scura sui temi della psichiatria, innanzitutto sulla gestione di questo servizio per il quale ci sono delle difficoltà oramai da lungo tempo e in relazione in particolare all'accreditamento delle strutture private che sono presenti sul territorio, e poi abbiamo svolto una serie di altre considerazioni, di altri approfondimenti proprio sul tema generale della gestione dei servizi nell'ASP di Reggio Calabria. Oltre a questo poi ovviamente la Commissione si è occupata di testi di legge di importanza notevole, alla presenza anche dell'assessore Corigliano abbiamo trattato del tema della legge sul cinema e della programmazione sulle attività teatrali, e quindi c'è soddisfazione soprattutto per il fatto che si possono mettere in campo importanti iniziative culturali già dai prossimi mesi, e quindi c'è un sostegno importante da parte della Commissione e del Consiglio conseguentemente rispetto a questa attività programmatica. In attesa della decisione del Consiglio dei Ministri che appunto deciderà se Gioia Tauro andrà alle urne oppure no, sono 4 i candidati alla carica di sindaco. Vediamo.
A Gioia Tauro, a meno di colpi di scena, si andrà alle urne il 21 ottobre. Sabato sono stati presentati liste e candidati a sindaco e consiglieri per la tornata elettorale autunnale. Ma ancora in città non c'è la pienezza piena che si andrà al voto. Domani ci sarà il Consiglio dei Ministri e si teme che anche questa volta possa arrivare una nuova proroga del commissariamento straordinario del Comune, retto fino a questo momento da 3 commissari prefettizi. Ma ad oggi i gioiesi sono in campagna elettorale e dovranno fare i conti con 4 candidati a sindaco, a cominciare dai 2 più quotati a conquistare la poltrona a Palazzo Sant'Ippolito. Il primo è Aldo Alessio, già sindaco del centro pianigiano negli anni 90 e considerato da tutti come emblema dell'antimafia, che presenta 2 liste, La Città Futura e Avanti Tutta. Questa volta Alessio ha buone chance di avere la meglio. Poi c'è il centrodestra, che si è raccolto intorno alla figura dell'ex consigliere provinciale ed ex amministratore gioiese Raffaele D'Agostino, già vice sindaco nella giunta di Daltorrione, che avrà 2 liste a sostegno, Gioia Rinasce e Gioia Tauro ci lega, quest'ultima capitanata dal segretario cittadino della Lega di Salvini, Nicola Pulimeni. A seguire i possibili outsider Nicola Zagarella, pluriveterano consigliere comunale con esperienze amministrative nell'ente, che guiderà una lista civica, partecipazione e democrazia. E il PD, che forzatamente ha messo su una lista capitanata dal commissario cittadino del partito, nonché responsabile provinciale del Partito Democratico, Giovanni Puccio. Ma chiunque dovesse vincere il turno elettorale del 21 ottobre dovrà fare i conti con una situazione drammatica. L'ente è stato toccato da inchieste importanti della magistratura antimafia reggina, che hanno colpito il cuore del comune, coinvolgendo in una di queste indagini il capo dell'ufficio tecnico dell'ente. Situazione che ha portato successivamente allo scioglimento postumo per mafia di un consiglio comunale già mandato a casa da una sfiducia politica all'ex sindaco Giuseppe Pedà. Altra emergenza a cui dovrà fare fronte è il buco colossale dei conti. Il comune è in dichiarato dissesto finanziario. Si parla di un debito enorme, una questione morale all'ordine del giorno e poi tanti servizi comunali che non funzionano, a cominciare dalla raccolta dei rifiuti e tante emergenze ambientali. Gioia Tauro è sede sia di un chiacchierato impianto di depurazione gestito dalla IAM e di un mega termovalorizzatore che tanto ha fatto protestare in entrambi i casi la cittadinanza. Una realtà difficile dunque quella di Gioia Tauro, dove il prossimo primo cittadino dovrà essere un incrocio tra un severissimo generale dell'esercito e un manager inflessibile, usando in entrambi i casi metodi forti per portare fuori da un contesto tragico una città che da anni aspetta di essere amministrata dopo tanto non governo. Arrende adesso per l'annuale convegno diocesano dedicato quest'anno ai giovani. Presentati i risultati di un'indagine realizzata dal Dipartimento di Sociologia dell'Unical. Nel corso della manifestazione evidenziati i risultati raggiunti grazie all'utilizzo dei fondi dell'8 per 1000 della Chiesa Cattolica. Vediamo. Arrende nell'auditorium del seminario l'annuale convegno dell'Arcidiocesi di Cosenza e Bisignano dedicato ad una riflessione sui giovani. I giovani ci chiedono di essere ascoltati, di essere accompagnati per poter discernere e noi dobbiamo essere disponibili a questo. Oggi è stata una grande manifestazione di fede ma anche direi di disponibilità da parte delle parrocchie, dei rappresentanti delle parrocchie che vogliono dire ci siamo, vogliamo camminare insieme. Soprattutto vogliamo dare ai giovani una speranza per il futuro. Nel corso del simposio è stata presentata l'indagine condotta dal Dipartimento di Sociologia dell'Unical per raccogliere le istanze e le riflessioni su fede e religiosità. L'immagine di un universo che è in grande mobilità, di un universo che avverte su di sé, potremmo dire, la crisi dello stare nel mondo e nelle conseguenze della società postmoderna, una crisi che condividono con quella dei loro padri. Nella percezione che i giovani hanno della loro vita c'è molto questo senso di responsabilità rispetto a quello che i loro genitori hanno lasciato loro. All'esterno invece gli stand dell'operazione Trasparenza, iniziativa organizzata dal settimanale diocesano Parola di Vita in collaborazione con l'Ufficio Nazionale del Sovvenire sull'utilizzo dei fondi dell'8 per 1000 destinati alla Chiesa Cattolica. Quando si parla di carità da parte della diocesi, forse conoscere i numeri
apre il cuore, dà grande consolazione, così come le opere, i beni culturali, le chiese nuove, il lavoro con la pastorale familiare. Negli ultimi 20 anni abbiamo realizzato più di 22 interventi su edifici esistenti, edifici storici, 92 interventi di dotazione, abbiamo dotato 92 chiese degli allarmi, dei sistemi antifurto, inoltre abbiamo operato su organi a canne, antichi, storici, e 8 nuove chiese sono state realizzate, altri interventi su chiese già esistenti di manutenzione ordinaria e straordinaria. Tutto questo grazie all'8 per 1000 alla CEI e alla Chiesa Cattolica. Come ogni lunedì l'ampia pagina sportiva, vediamo. C'è poco tempo per riflettere e forse non è una circostanza negativa. Il turno infrasettimanale costringe Cosenza e Crotone a proiettarsi da subito sui prossimi avversari. Mister Stroppa avrà pochissimo tempo per rimarginare le ferite aperte dalla gara con il Verona. L'evidente passo indietro del rossoblù potrebbe essere cancellato immediatamente da una prestazione positiva in casa del Pescara, rimandando qualsiasi riflessione sulla qualità dell'avvio del campionato e considerando le note stonate soltanto un effetto collaterale del rodaggio di una squadra poco diversa da quella della scorsa stagione, sì, ma impegnato in una categoria che presenta insidie peculiari e guidata da un allenatore con idee e progetti da assimilare. Io ho avuto la sensazione che il Verona fosse più pronto di noi a fare questa partita, anche se poi ci sono stati tutti i presupposti per poter rimetterla in piedi, al di là del gol che abbiamo preso, ma anche 2 o 3 ripartenze nel primo tempo gratuite, quindi quando si parla di qualità, di capacità nel gestire i momenti, è chiaro che una palla in uscita così che mi perde l'attaccante poi crea situazioni sanguinose, no? Se mi consentite il termine. Al di là di questo abbiamo creato tantissimo il primo tempo, pur concedendo, perché comunque abbiamo concesso delle ripartenze importanti. Secondo tempo sembrava che la squadra quasi non ci credesse più, ho provato a cambiare, a mettere 4 attaccanti davanti. Potevamo fare sicuramente meglio. Non c'è classifica più bugiarda di quella del Cosenza. I 2 punti fotografano una situazione non in linea con quanto si è visto in campo nelle prime giornate. Pesa la gara non giocata con il Verona, ma anche con Ascoli, Cittadella e Livorno. I rossoblù di Braglia hanno pagato a caro prezzo sbavature e disattenzioni. L'esordio al Marulla ha mostrato i 2 volti dei lupi, aggressività e vivacità straordinarie che hanno animato la prima ora di gioco e la remissività dell'ultima mezz'ora, quando, all'inevitabile ritorno dell'avversario, il Cosenza non ha saputo rispondere con quello che dovrebbe essere il suo marchio di fabbrica, ossia la capacità di gestire il risultato, utilizzando delle ripartenze per chiudere definitivamente le gare. Un percorso in essere che il tecnico toscano dovrà accompagnare nella giusta direzione, sfruttando gli uomini a sua disposizione. Mercoledì a Cremona la sfida con i grigiorossi, reduci dal pareggio esterno con il Padova. Il calendario lo sappiamo, noi sappiamo che dobbiamo domani allenarci e così via, è il lavoro nostro, non è che quando c'è i turni infrasettimanali dobbiamo resettare e vedere se c'è da fare qualche cambio oppure andare avanti. Anche il campionato di Serie C propone un turno infrasettimanale. Difficile orientarsi tra i tanti rinvii di un campionato monco. Per il Catanzaro c'è subito un altro derby. Dopo la sconfitta nella sfida del Lorenson sarà la Vibonese il banco di prova per gli uomini di Oteri. Anche i rossoblù cercano il riscatto dopo il passo falso con il Trapani. La gara del Ceravolo è l'occasione giusta per cimentarsi con una formazione di spessore e dimostrare di aver assorbito il gap derivante dal salto di categoria. Capolista a sorpresa, ma neanche tanto, il Rende di Modesto che sarà di scena a Monopoli, mentre la Regina, dopo il primo successo conquistato ai danni del Bisceglie, toccherà uno stop forzato. La Viterbese infatti è tra le squadre che attendono la rivoluzione dei campionati. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Nelle prossime ore correnti settentrionali riporteranno qualche pioggia, ma soprattutto un calo delle temperature. Domani poco o parzialmente nuvoloso sulla fascia tirrenica e sulla Sila, sereno poco nuvoloso altrove, temperature in deciso calo per via di forti venti di grecale e tramontana. Vediamo ora invece come si comporteranno mari e venti. Domani mari molto mossi, agitato lo Ionio meridionale, venti moderati o forti di tramontana e grecale. Per ulteriori dettagli consultate il sito meteoincalabria.it. È tutto, ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie a regia Michele Cava, in messa in onda Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento.
Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.